Braido è stato assolutamente sostenuto, il fatto stesso che sia diventato candidato sindaco e che abbia rappresentato la Lega in questa tornata elettorale dimostra che assolutamente è stato sostenuto. Fino a 2 mesi fa il candidato era un'altra persona, tutto il resto io lo riconduco a pura e semplice amarezza per un risultato che è stato assolutamente deludente, perché non dobbiamo nasconderci dietro la realtà. A Vittorio Veneto la Lega ha fatto consiglieri comunali 0. Il verdetto delle urne è stato chiaro, talmente chiaro che per Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, le polemiche stanno a zero, comprese quelle innescate da Giovanni Braido, che rimasto fuori dal ballottaggio ha di fatto annunciato il suo sostegno alla candidata del centro-sinistra Mirella Bagliana, lamentando di essere stato abbandonato in campagna elettorale proprio da Coin. Una latitanza politica, chiamiamola così, che per Braido dimostrerebbe il forte legame dello stesso Coin con Gian Antonio Darè, l'ex segretario nazionale espulso dal Carroccio e nume tutelare di Gianluca Posocco. Coin per questo andrebbe espulso, sarebbe il pensiero di Braido. Il diretto interessato però non si scompone e si dichiara alle grandi manovre proprio in vista del ballottaggio. Questa sera una riunione con i militanti, ci vediamo alle 19 appunto con i militanti e su questo tema ne parleremo se volete domani, perché è giusto che prima io senta i militanti della sezione di Vittorio Veneto. Un ulteriore passaggio sarà fatto lunedì nel corso del Consiglio provinciale del partito, dove non c'è solo il nodo di Vittorio Veneto. Faremo un'analisi, come dicevo prima, del voto e se c'è da fare qualche rimprovero tra di noi ce lo faremo a tutti i livelli senza nessun problema. Chi dovrà farlo a me lo farà e quelli che dovremo fare ad altri esponenti del partito li faremo, ma niente di particolarmente traumatico. Ma il concetto di trauma nella Lega è relativo, espulsioni comunque ci saranno. Chi era iscritto nella Lega e ha lavorato per liste non autorizzate automaticamente sarà allontanato. Come Cairano, Povegliano e Valdobbiadene. Sì, esatto. È il caso dei comuni, per esempio, di Povegliano, Valdobbiadene e Cairano. Nessuna azione formale invece nei confronti di quei big sospettati di aver supportato candidati non ufficiali, ricorrenti nomi di Roberto Bett e Alberto Villanova, pesi massimi in regione. Non erano in liste avversarie? Comunque non sono in nessuna lista di proscrizione. No, non ci sono liste di proscrizione.